L'argomento di cui si parla è l'autodeterminazione, infatti sotto c'è scritto discussione sui fondamenti teorici dell'autodeterminazione. L'idea è che lo Stato, che è cancellato nel libro, non è assolutamente sovrano, non esercita potere sugli individui, il potere rimane sempre in capo agli individui che hanno tutto il diritto, quando vogliono, di autodeterminarsi. L'idea di fondo è che una comunità, quando è stufa di rimanere dentro ad uno Stato, può tranquillamente autocostituirne un altro e proclamarsi indipendente rispetto allo Stato da dove proveniva. Questo deve essere sancito in tutti i modi da qualsiasi diritto universale, perché non c'è altro che può essere giustificato in altro modo. Deve essere la persona che decide, non lo Stato che decide per la persona. Ci sono due scuole di pensiero, in effetti, una che sostiene che è lo Stato invece che si fa soggetto e che può esercitare potere sovrano sugli individui, che è la teoria idealista sostanzialmente, e dall'altra parte c'è tutta la teoria liberale che ha preso piede nel mondo anglosassone, che invece pensa il contrario. Da questo punto di vista è illuminante la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, dove c'era già scritto tutto. Poi leggerò le 4 righe scritte da Thomas Jefferson, dove sostanzialmente in 4 righe compendia tutto il contenuto del libro. Da lì in poi non abbiamo più fatto un passo avanti perché non era possibile farlo. Lì c'è già tutto quello che serve.